È proprio vero che i ladri ritornano. Dopo il furto di circa 3.000 metri di cavi di energia elettrica di media tensione di domenica scorsa da Contrada Lucia, malviventi sono ritornati all'attacco, rubando indisturbati ancora altri 1.500 metri di cavi, allungando i tempi di ripristino dell'elettricità nelle case dei numerosi residenti delle diverse contrade tra Favara, Naro e Agrigento, rimaste al buio. Il nuovo furto è stato commesso nella serata di mercoledì. È inammissibile che queste persone possano agire senza che nessuno, il riferimento è alle forze dell'ordine, riesca a bloccarli. Domenica scorsa sono state interessate 28 campate, mercoledì altre 15. Ma cosa si aspetta ad agire? Il serio rischio è che possano tranquillamente asportare tutti i cavi di media tensione che vogliono. Oggi personale incaricato da Enel ha iniziato i lavori di ripristino della prima parte dei cavi mancanti. È ovvio che con l'ulteriore furto di mercoledì sera i tempi per la collocazione dei nuovi cavi si allunghino. L'appello degli abitanti è rivolto al prefetto di Agrigento, Sua Eccellenza Nicola Diomede. Se il personale dello Stato, tra carabinieri e polizia, dicono i residenti, è carente, ci mandi l'esercito. Abbiamo paura per le nostre famiglie. La speranza per i numerosi abitanti è che le forze dell'ordine monitorino anche le periferie, sempre più soggette a furti, anche all'interno delle case.